Grazie Presidente, colleghi. Non la voglio difendere, Presidente, però il collega Cappello commette un errore. Lei per il 50% non rappresenta più i 5 Stelle, ma rappresenta il Parlamento che l'ha votato. Io le ricordo che lei ha preso i voti di un bel po' di persone, tra i quali il mio. Quindi si faccia il chiarimento, ma comunque lei rappresenta il Parlamento. Assessore Sgarlati. Non sarò violento, sarò leggero, molto leggero. Da circa 6 mesi, Assessore, da circa 6 mesi in Commissione, lei non c'era, quindi lei è arrivato dopo. Da circa 6 mesi in Commissione stiamo trattando il problema della nuova Musa, che come lei sa, ancorché è arrivata da poco, ha messo fuori dal circuito lavorativo un bel po' di personale perché la nuova Musa ha perso la gara, una nuova azienda l'ha vinto e il trasferimento dalla nuova Musa all'altra azienda non è mai avvenuto. Sembra che l'assessorato abbia chiesto pareri al TAR, non so chi, il quale ha già dato il parere, così come io avevo previsto e detto in Commissione, perché un bando di qualunque tipo, nel momento in cui viene pubblicato e non subisce nessuna opposizione, il bando stesso diventa legge. Quindi stiamo perdendo tempo e speriamo che questi lavoratori, non, come sarebbe giusto fare, non chiedano un risarcimento danni all'assessorato e quindi ai dirigenti che per conto dell'assessorato, a norma della legge 10, non hanno ottemperato all'applicazione della legge. Così come io le chiedo ufficialmente, Assessore, di farsi carico di chiarire le problematiche inerenti ai commercianti dell'area antistante il Teatro Greco di Siracusa. Lei sta affrontando benissimo, sono convinto che riuscirà a farlo. Prima lo fa, meglio è. Terzo e ultimo punto. Lei sa che esiste un parco di Siracusa, della quale lei sicuramente è il più grande difensore. Glielo volevo solo ricordare, anche perché pare che il parco archeologico di Siracusa sia stato messo fuori dai circuiti della sua, mi dicono, infatti ho detto pare, non ho detto pare, quindi sono felice se lei potrà smentire queste apparenze che ci inducono in cattiva tentazione. La ringrazio gentilissima, grazie. Grazie onorevole Gianni.